3 anni e 10 mesi di reclusione e la confisca di 400.000 euro. È la condanna a cui potrebbe andare incontro Renato Boraso se andasse in porto l'accordo di patteggiamento della pena con i pubblici ministeri che l'ex assessore comunale ha raggiunto assieme ad altri 3 dei 32 indagati della cosiddetta inchiesta Palude. Già fissata per il 27 marzo, la prima udienza del processo in giudizio immediato appare quindi destinata a saltare. La valutazione delle carte e la congruità dell'accordo di patteggiamento è al vaglio del giudice per le indagini preliminari, la cui decisione è attesa in tempi relativamente veloci. Per Boraso non si tratterà comunque dell'ultimo capitolo di questa vicenda giudiziaria. Superati i capi di imputazione che lo hanno portato in carcere, dovrà andare ad eventuale processo per quelli in continuazione. Assieme a Boraso hanno patteggiato anche gli imprenditori Daniele Brichese, 3 anni e 10 mesi con 7.000 euro di confisca, Francesco Gislon, 2 anni e 6 mesi e una confisca da 400.000 euro, e Fabrizio Ormenese, 2 anni e 9 mesi. In attesa della chiusura delle indagini resta aperta la vicenda che riguarda oltre a Boraso altri indagati, tra cui i filoni d'inchiesta sulla vendita di Palazzo Papadopoli e la trattativa mai chiusa per l'area dei Pili, dove tra gli indagati figurano il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il capo e vicecapo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, l'immobiliarista di Singapore Kiat Kwong Ching.